Si sei sardu, quando partisi ti puoi impalla su un'isola in trena, in su coro, in so foeddoso, in ogni pensamento. So sardoso che ante la salsa del rissoro, poche recai fortuna in Italia e in su mondo, sunt medas, milli e milli. Ma sa Sardigna non dosa la sauso mai. In so circuloso, in so assozioso, in sa domoso, i può ancora si può in sardo, i può si cantanta sa scantata nostra, i può cocheu su culurzone se come te fachianta sa saiaias, si identità del so sardoso, sighi da biviti, mudata ma non muriti. Custu è su conto del sos ambasciatore de Sardigna, femminas e omines, chi mancai de attesu de sa terrissoro, sighint a costruiti s'anima, a imparare a fizos e nepodes so valores de una comunità intrea. Custas sun sa boche sissoro, sa storia sissoro, sa limba sissoro, ca esse sardos, non este pezzi una questione de geografia, est tu appartenenzia chi s'annoada d'ogni dia. Nato per sostenere i sardi trasferiti nel capoluogo emiliano alla ricerca di lavoro o migliori cure ospedaliere, il Circolo Sardegna Bologna oggi è un centro culturale e sociale attivo, un luogo di ritrovo con musica, cinema, eventi e dibattiti. Offre uno spazio di dialogo e comunità per giovani e per chi è in cerca delle proprie radici lontano da casa. Sul círculo son cambiar medísimo, cambiar a sociedade, son cambiar as necessidades, vinter desas personas e emigrana. Sul Circolo de Bologna ha un'istoria incredibile, sopra Ustu, è stato uno dei suoi primi circoli, ia da vintas una osa de aposentos pro un appartamento pro ospitare la gente da Sardegna venire da assicurare a su Maggiore o a su ospedale su Rizzoli o a su Sant'Orsola. Urinateros tempos, ovviamente non va più su prevorzuna per certo aspetto su tipo di esigenza e vado un tipo di immigrazione diversa però va me da vinta giovane de homo e magari vengono a studiare però tornano rispetto a aumentiamo usato vinta sa generazione mea e sa generazione regalo prima si moiano per andare a sapere o travallo o pro studio o pro travallo e poi carrumbavano in aumento successo a tanto socio del circolo nostro. Oggi invece hanno già sapere sul circolo vuole narriere hanno sapere tra di noi per un momento di convivialità, di socialità in generale, però per me vuole narriere a massapare in suo sconterraneo, ma vinta in tutti i altri bolognesi, i vuole conoscere la Sardegna, sia per le cose belle, iada, per le opportunità di andare a visitare della nostra esprosa curso, ma vinta per tutti i problemi, la Sardegna. Il Circolo Sardegna oramai non è più come magari negli anni 60-70 che era un po' ovviamente l'immigrato sardo che veniva qua per lavorare e quindi voleva proprio un modo per avere una sua piccola isola nel Circolo Sardegna e quindi ritrovarsi tra sardi veramente e parlare in sardo e condividere le solite cose. Oramai il Circolo Sardegna è anche quello con cui stiamo portando avanti al Centro Saffi ha una dimensione molto più aperta, cioè ormai al Circolo Sardegna viene gente, portiamo anche artisti bolognesi, portiamo artisti non sardi, non è più troppo importante secondo me quello, certo c'è molto sempre il focus per la Sardegna, certo, vegano mai, cioè quello è normale assolutamente, però percepiamo che c'è un'apertura proprio verso il Mediterraneo, cioè un po' quello che mi piacerebbe anche a me è che il Circolo Sardegna iniziasse a diventare più un discorso di posto di ritrovo della cultura del Mediterraneo, soprattutto di quei popoli, di quelle persone che subiscono un certo grado anche di subordinazione in un certo senso. Io posso parlare di quella che è la mia esperienza all'interno di questo circolo e quindi dico che ho visto tanta necessità di trovare un posto nel mondo. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. È uno dei posti che crede di più nella parola di noi giovani che siamo ancora bimbetti in questo mondo. E questo mi aiuta tantissimo. Cioè il fatto di aver organizzato una serata con le proiezioni di visioni sarde. Cioè, ho delle persone che credono nella mia passione all'interno di questo circolo, che credono nel mio modo di parlare della Sardegna pure.
che credono nella mia sensibilità come nella sensibilità di tutte quante le altre persone all'interno ma anche all'esterno del circolo. E questa voglia di dialogare con la città anche di Bologna a me fa impazzire. Io penso che sia davvero speciale, perché tanto alla fine, cioè, il problema, la condizione sarda non è unicamente sarda, è una condizione condivisa e collettiva per come vanno le cose nel mondo. Le terre vengono rubate in continuazione, continuano a venire rubate le terre. Quindi insomma mi piace questa cosa che il circolo sardo qua a Bologna, che è quello che conosco, appunto cerchi e ci riesce a dialogare con le persone che hanno circa la mia età. E noi siamo persi, cioè come la mia fascia d'età ha un po' smesso di sognare. Io col circolo ce l'ho rifatta, come tante altre persone insieme a me. Io al Circolo dei Sardi ci vado sostanzialmente per due cose: iniziative culturali che vengono proposte, spesso sono ospiti che hanno a che fare o con la Sardegna o sono sardi di passaggio, residenti o quant'altro. Ogni tanto si fanno anche questi momenti conviviali di nostalgia ce n'è sarde, quindi qualcosa che ci piacciono tanto, e ogni tanto, adesso un po' meno, sto andando un po' meno, vogliamo la partita del Cagliari, siamo anche tifosi. Quindi fanno la cosa principale però del Circolo Sardegna è l'attività culturale. C'è una buona offerta, serve anche a monitorare quello che succede qua, un po' anche a cementare anche i sardi della diaspora, che qua a Bologna sono tanti, diventa anche un punto di ritrovo. Quindi dopo diversi anni che è stato un po' anche nomade, ha questa sede, per cui diventa un punto di riferimento. Ecco, quindi io sono in contatto con tutti loro ed è una buona cosa. Ecco, non è un luogo dove si va a giocare a carte come tanti altri posti che ho visto, ma soprattutto danno molto peso all'attività culturale. Molti sardi arrivarono a Bologna in cerca di lavoro o di servizi allora assenti in Sardegna. Oggi tanti partono per studio o per cercare nuovi spazi culturali. Molti trovano nella città un'occasione per esprimersi, far rete tra giovani, artisti e studenti e dare vita a progetti culturali. È così che Bologna diventa terreno fertile di identità, creatività e nuova comunità. Ho deciso di venire a studiare a Bologna, ho deciso di arrombare in questa città e sono contenta, sia di scelta a parte su tempo, non mi sono mai pentia e sono pienamente, totalmente inserita sul contesto socioculturale di Bologna. Ho parte di questa bella comunità, a un traballo, a una millinnoe, a una vita bella in noi. Non posso dire in generale se esiste ancora una migrazione come quella degli anni 60, massiccia, per quanto riguarda il settore operaio o altro, ma quindi ho pochi dati in merito. Posso dire che quelli che ci sono tanti sono integrati, nel senso che non sono tornati, quindi a volte succede che gli studenti stanno e se ne vanno e la percentuale di quelli che restano è abbastanza significativa. Ecco. Quando ho studiato geografia all'università io entro nell'ambito della famosa emigrazione di quadri, che nel senso persone che cambiavano area non per necessità di lavoro, perché non avevano lavoro, erano disoccupati o meno, ma perché o volevano cambiare area oppure perché trovavano una affinità culturale altrove, quindi potrei essere lì. Che io quando sono venuto qua a Bologna stavo benissimo a Cagliari, non avevo né problemi di essere un disadattato, di solitudine, era proprio un ottimo periodo. Semplicemente avevo questa ambizione e allora, non essendoci internet, dovevi stare nei posti per fare le cose. Adesso è molto più facile, puoi stare ovunque, la tua presenza è immateriale, non fisica, ed è sicuramente più facile, ma ai tempi dovevi stare nei posti in cui succedevano le cose. E allora nell'85 Bologna era un posto dove le cose succedevano, quindi quella è stata la molla che mi ha portato fuori. Il sogno che ti viene raccontato che oltre il mare c'è tutto e che dove stiamo noi non c'è niente, è una frase che ti senti ripetere da sempre, cioè da quando sei piccolissimo ti senti dire che non c'è nessun tipo di possibilità sotto nessun fronte. E in parte è vero, cioè in parte è vero, ma l'altra parte di responsabilità è anche delle persone che vivono quel luogo, ovviamente. Se c'è da mobilitarsi si fatica, in Sardegna per quanto mi riguarda, a creare un gruppo, una rete fisica, più che
online c'è tanta gente che si lamenta, no? Sul fisico non esiste una rete collettiva in Sardegna capace di muovere masse di persone. Qui io ho trovato questa cosa, non è perfetta neanche qua, nel senso che anche qua potrebbe essere molto di più ed è molto poco rispetto a quello che dovrebbe essere, però l'ho trovata qua e è la massa che si muove per esprimere un dissenso, è qualcosa che mi ha sempre commosso tanto e qua l'ho trovata. Quindi posso dire che qua ho trovato quella, mi è stato mostrato che è possibile qualcosa. Qua a Bologna in qualche modo, anche se non è una cosa molto che parte dal basso, la riesce a fare. Proprio anche veramente con 2 spiccioli ti trovi uno spazio, c'è gente che crede nel progetto, si fa assolutamente. Farlo in Sardegna alle volte è molto complesso, veramente molto molto complesso, perché c'è sempre quel, non so, una sorta di immobilismo per cui tu vuoi portare qualcosa che magari non è troppo praticato, un qualcosa di diverso, eccetera, e allora subito, però dobbiamo capire, c'è sempre più che altro la mentalità, soprattutto dal punto di vista culturale, del che cosa riceverò indietro. Cioè, per esempio, se andiamo a fare una cosa in un posto, subito quello che risentiamo dirci sempre, quanta gente mi portate? Oppure, però gente ne viene, o ancora, cosa mi torna indietro? Qua a Bologna è molto più una roba, forse anche proprio una questione anagrafica, che siamo tanti giovani a Bologna, siamo un po' tutti all'arrembaggio, quindi non è che ci interessi molto tutto questo ritorno economico, più che altro la cosa importante è farlo e creare delle realtà, dei contatti tra di noi. Anche se molti si sono integrati facilmente nel tessuto del capoluogo emiliano, il cuore resta spesso in Sardegna. L'identità rimane sospesa tra 2 mondi, l'isola da cui provengono e la vita costruita lontano. Quel legame con la propria terra non si spezza, accompagna ogni passo e ogni scelta. Qua a Bologna quello che mi mancava in realtà era banalmente sentire un po' il mio accento. Sentire il mio accento e comunque poter condividere certe cose che magari erano più difficili da condividere con persone che non sono sarde. Sicuramente mi manca una metà sardesa sardina, mi manca sull'uso, mi manca questo tipo di paesaggio, sorfra, oso, sasamiensi, tutto su i sardina da nuove oso sovegna, però è per esempio spesso per esempio se il aude piare vinta su bello desollos e a visitare in nuove sta e in questo caso in nuove stande. Me ne sono andata dalla Sardegna e voglio entrare in una mini Sardegna a Bologna, no? Quest'idea, vista anche da chi ha visto il mio uscire via, qualcosa di un po', è come se bloccasse il mio stato evolutivo, no? Cioè te ne stai andando o non te ne stai realmente andando. E questa è una grande verità, ma penso che sia giustissimo così. Una parte di me va al di fuori della Sardegna, l'altra parte resta lì, c'è poco da fare. Ieri ne parlavo con una mia amica e lei ha proprio descritto bene, secondo me, davvero la sensazione che provo anch'io. Ed è come se ci fosse un filo proprio legato alla testa, alla parte razionale, che mi tira. C'è un filo legato fra me e la Sardegna, ma proprio la testa che mi tira costantemente. Allora, iniziamo da cosa mi manca da Cagliari, che è più facile e più antico. Il mare numero 1. Io amo le città di mare, per come sono fatte, poi il mare mi aiuta a pensare. Negli anni Cagliari è diventata bellissima, quando sono andato via era rotta, c'era il centro storico che era molto rotto, Castello non ci potevi andare, la marina tutta sgangherata. Hanno fatto dei lavori significativi abbellendola, rendendola molto più funzionale, dal Poetto, passeggiare, per cui è sicuramente una città molto bella, chi va rimane colpito. Quindi dico ai cagliaritani non deprezzatevi, anzi siate orgogliosi della città perché è molto bella davvero. Mi mancano poi chiaramente delle amicizie, sostanzialmente delle amicizie, i luoghi in cui sono cresciuto, quindi quelli sono momenti che prendono l'anima, prendono il cuore, quindi mi prende la nostalgia. La nostalgia è una cosa impalpabile, a volte anche ridicola, uno può avere nostalgia anche di un luogo brutto, una situazione brutta, ma dipende come la gestisci. Dovendomi andare via da Bologna sono più o meno le stesse cose, nel senso i luoghi, le amicizie, tutti i luoghi in cui ho fatto qualcosa. Diciamo che tutta la mia carriera professionale è sostanzialmente sviluppata qui, quindi sedimentata qui, contatti di lavoro, contatti, quello che ti serve. Poi qua ho famiglia
e quindi avendo famiglia c'è tutta una relazione con i luoghi, con le altre persone, tutta quella cosa relativa alla routine che sembra banale, però effettivamente è la cosa essenziale della vita di una persona, la quotidianità, quello che fai, certe abitudini, tornare a casa dopo una giornata di lavoro, sono tutte cose che dovendomene andare via da qui mi mancherebbero da morire senz'altro. Poi chiaramente Cagliari e Bologna negli anni sono molto cambiate, molto spesso uno si aggancia, viene ancorato a un ricordo, a un'immagine di un luogo che non c'è più e quindi viene fuori la delusione. Sarebbe bello andarmene via da qui, tornare dopo tanti anni, vedere che percezione avrei della città, come potrei riviverla, assaporarla o addirittura detestarla. Bisogna mettere nell'ordine delle cose anche di arrivare a queste fratture sentimentali. I circoli sardi non sono solo un rifugio per emigrati, sono un tessuto di solidarietà che sostiene chi arriva lontano, offrendo assistenza, comunità, accoglienza. Oggi continuano a essere un laboratorio di cultura e di identità, un crocevia di esperienze dove sardi e nuove generazioni si incontrano. Così nascono opportunità concrete per chi vuole coltivare le proprie radici e contribuire al futuro dell'isola. Noi, omente emigraus, omente itinerante, abbiamo una visione particolare, però possiamo confrontare su i vadi in Sardegna e su i vadi in Emilia Romagna o comunque su i vadi in Forasa. Abbiamo una voce medio importante, essendo associati all'interno della fase. Tutti noi abbiamo una serie di problemi appunto di mobilità per entrare, per andare e tornare da Sardegna. Possiamo avere lobbying, no? Possiamo spingere meda giù per la regione della Sardegna, di prendere anche questo è un problema enorme per tutte le persone che hanno il diritto a si muovere omente ermenzo però esigenze più diverse e questo diritto deve essere assicurato e deve essere assicurato omente lo è tutto gli altri cittadini di questa nazione. Fa sommare in mezzo non è scurpa e sardo si zone di un'isola e hanno la necessità di si muovere. La politica deve dare tutto il possibile per l'area di aiutare tutte le persone a si poter muovere omente necessario isiede. Noi la nostra è una voce medio importante anche perché siamo ormedasa. Siamo associati e nos possiamo intendere in questo caso questa regione Sardegna per l'area di cambiare la cosa della migliorare. Vorrei la possibilità di uscire e rientrare nell'isola quando è necessario per me farlo. Sono cresciuta respirando l'arte anche in famiglia. Mio zio ha un parco che è Molineddu nelle campagne di Ossi e lì ho visto un altro modo di fare arte, diciamo. E quindi quello che sono principalmente è dettato da queste due cose. Non mi piace che si veda come qualcosa del singolo e intimo unicamente. Cioè l'arte è qualcosa che smuove realmente, che smuove dei sentimenti profondi e sono primitivi. E il primo di tutto forse è il diritto a dire io sono qui. E ho bisogno di vivere, ho il diritto a vivere in questa terra che mi ha dato tantissimo e che continua a darmi tantissimo. Vorrei portare questo con me, senza nessuna presunzione di essere io a fare niente, per carità. Io sono una piccola gocciolina, questo è chiaro e va benissimo che sia così, ovviamente. Non vorrei mai avere questa responsabilità sulle spalle. Però io sono un pezzettino che insieme a tanti altri pezzettini diventa una collana. In futuro piacerebbe in realtà anche a me arrivare a un punto in cui veramente io posso stare sereno in Sardegna, perché oramai prendi il volo sia ovunque, cioè prendi un volo sia a Milano, poi da lì ti sposti, prendi un volo sia a Bologna, prendi un volo sia a Napoli, a Roma. In un certo senso veramente si può molto bene lavorare anche a distanza oramai in qualche modo. Certo, con dei limiti, intendiamoci, perché ci sono dei costi dietro di trasporto. Però a me piacerebbe veramente in futuro ritornare in Sardegna e avere sede in Sardegna, però muovermi un po' in giro per il mondo. Quello che noto anche qua, siamo in via Mascarella, c'è un ragazzo che si chiama DJ Balli e che anche lui è uno spazio, comunque siamo molto amici, anche lì, quindi se si vuole suonare qualcosa sempre ben accetti. Quindi in realtà
È anche vero che gli spazi sono diminuiti, però ci sono tante altre piccole realtà che continuano a lottare e con cui si può avere molto dialogo, soprattutto perché accettano dei tipi di musica che magari sono molto meno convenzionali se li porti, cosa ne so, anche in qualche baretto in Sardegna o nella mia città a Sassari. Se dovessi fare la mia musica in un bar, in un locale a Sassari, forse sarei visto già un po' più con occhio sinistro. Qua è tutto molto più ben accetto, quindi sotto quel punto di vista mi trovo bene. Però come dicevo all'inizio, molti spazi sono spariti perché Bologna è gentrificata, quindi tutti quegli spazi culturali che c'erano oramai sono caduti in mano o ristoratori o ci hanno fatto comunque posti hotel, eccetera. È andata così purtroppo. Quindi in suo circolo noi organizziamo ormai eventos culturales in uve imos conoscere buona parte d'arte esos artistas sardos o vengono direttamente da isola o isuni no in Bologna vinda medas studentes accademia o medas artistas vintar de fama internazionale istan in Bologna, quindi nos azzapamos in suo circolo pro pro stare parisi ma vintas pro Sarte o mente di naravo sarda, ma allo stesso tempo vinter de allegare delle cose non andano bene in Sardegna. Problema o io non sto andando direttamente alle potesse gestione dello trasporto o pro andare e tornare a Sardegna noi e so sardos e magari decidono di venire o pro turismo a Ziru o pro a magari si deve incurare o pro venire pro studiare. Ma altro vintas problemas, sos ultimos poden essere uso di speculazione eolica e va di natero, ma tantas altre questioni all'aperta. Quindi per noi il circolo è proprio un modo pro vinternos confrontare sui test a Sardegna, giù rappresenta Gallo pro noi, ma vintas giù podimo noi dai no a ere narghere e prite no, vintas provare a aiutare a comprendere i problemi isune e a aiutare in quale maniera podimo essere utili a queste cause. Mancai atteso dessa Sardegna di este chi esighi da essere prima di tutto sardo, che impara da sospezzino sul valore de sa rainas, che asigidi a fai vivi sa cultura, sa limba e sa tradiziones. Casa identidade non ten laccanas, e sos ambasciadores dello popolo, sunti sos chi du portanti in su goro in calesi sia lugu andent.